Adesso le regionali, 5 candidati per la presidenza del Veneto, 16 liste e oltre 700 candidati per il Consiglio regionale, ultimo mese di campagna elettorale. Tragedia a Pederoba, 18enne stroncata da un malore in casa, la mamma tenta disperatamente di salvarla con il massaggio cardiaco ma invano, indagini dei carabinieri. La Corte di Cassazione ha stabilito in via definitiva che la Mala del Tronchetto fu una mafia, ha rigettato il ricorso delle difese contro la sentenza d'appello che aveva condannato gli imputati. A Padova caccia i banditi che hanno aggredito e rapinato un'anziana in casa usando un doppione delle chiavi, i malviventi ripresi dalle telecamere, la paura dei vicini. 83enne vicentina truffata e derubata di oltre 100.000 euro da un 54enne che le gestiva conti e patrimonio. Le segnalazioni della banca hanno fatto scattare l'indagine. Questa notte torna l'ora solare alle 3, lancette indietro di 60 minuti, rivedremo l'ora legale a fine marzo. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto e dunque la politica in primo piano, scaduti a mezzogiorno i termini per il deposito delle liste in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, giochi fatti, in campo in Veneto 5 candidati presidente, 16 liste e oltre 700 candidati consiglieri, nel centrodestra confermate per Alberto Stefani le 6 liste. Luca Zaia per la Lega, Flavio Tosi per Forza Italia, Alessio Morosini, Franco Roccon per la Liga, Andrea Ronco, meglio noto come Veneto Imbruttito, per Noi Moderati. Le liste di centrodestra a sostegno della candidatura a presidente di regione di Alberto Stefani si affidano, ma non tutte, al nome forte a traino del partito. L'eccezione la fanno Fratelli d'Italia e UDC, che puntano a un'impronta strettamente territoriale. 6 liste, 304 candidati su 325 candidature. In tutte le province Lega e Forza Italia, come ampiamente annunciato dai diretti interessati, schierano capolista rispettivamente il governatore uscente e il coordinatore regionale del partito, seguiti da nomi che non è stato facile fino all'ultimo scremare. La Lega nel tentativo di raggiungere, con Zaia e amministratori uscenti, un bacino di voti che la riaffermi alle regionali, primo partito in Veneto. Forza Italia che da mesi porta avanti una campagna acquisti battente, con l'ultimo colpo, quello a Treviso di Gian Antonio D'Arè, tanto clamoroso quanto dibattuto dalla base azzurra. Stefani e Tosi in campo 2 leader regionali, il meloniano Luca De Carlo resta fuori dall'agone, rimpingua le file bellunesi con i veneziani Luca Spavanetto, Francesca Zaccariotto, Matteo Romanello e Matteo Penzo. L'UDC attinge alle file dei cattolici, da Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano, al collega di Pianiga Federico Calzavara. Andrea Ronco, il Veneto Imbruttito, schierato in 4 province da Noi Moderati, mentre la Liga Veneta Repubblica si affida al capolista Alessio Morosini su Padova e Venezia e Franco Roccon su Belluno e Treviso. Liste depositate gli ultimi giorni utili, candidature pesate con il bilancino per un centrodestra che più che a correre pensa già a governare. Elezioni regionali dunque sull'altro versante, il centro-sinistra con Manildo che può contare su un campo largo di 7 liste dai moderati alla sinistra più radicale e naturalmente il Partito Democratico. In corsa come consiglieri gli uscenti del PD e di AVS con Arturo Lorenzoni invece candidato per i civici. 7 liste, 312 candidati consiglieri in campo a coprire 355 candidature nelle 7 province venete. Il campo largo a sostegno di Giovanni Manildo, candidato alla presidenza della regione, mette insieme 7 realtà di centro e di sinistra, anime diverse, moderati e forze politiche con posizioni più radicali. Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Rifondazione Comunista, Uniti per Manildo presidente, Movimento 5 Stelle, Volt e Civiche Venete per Manildo presidente. Le 7 realtà in campo, la coalizione più ampia degli ultimi 15 anni. Circoscrizioni di Belluno e Rovigo con le squadre storicamente meno numerose. Nessuna delle 7 forze in campo ha schierato in ogni provincia 9 candidati e la maggior parte ha messo in campo gli stessi nominativi in più territori. Nel Partito Democratico si ripresentano gli uscenti Vanessa Camani, capolista a Padova, Jonathan Montanariello, capolista a Venezia, Anna Maria Bigon nella lista di Verona, Chiara Luisetto a Vicenza. In AVS, se Andrea Zanoni capeggia la lista trevigiana, Elena Ostanel è capolista in quella di Padova, mentre Arturo Lorenzoni, in corsa da presidente 5 anni fa, guida sempre a Padova la lista delle civiche venete. In campo sindaci e amministratori, rappresentanti della società civile e dell'associazionismo, con l'obiettivo di cogliere l'occasione data dal dopo Zaia.
E poi ci sono gli altri 3 candidati, Riccardo Szumski, Fabio Bui e Marco Rizzo, anche per loro, che sono a capo delle rispettive liste in quasi tutte le province, appunto liste e simboli depositati e un mese davanti per farsi conoscere nel territorio. Resistere Veneto, Popolari per il Veneto, Democrazia Sovrana e Popolare. Una lista ciascuno a sostegno dei 3 candidati alla presidenza della regione al di fuori delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Il medico trevigiano Riccardo Szumski, già sindaco di Santa Lucia di Piave, mette in campo una lista in ognuna delle 7 province e in ciascuna provincia è capolista. 41 candidati in campo su 55 candidature coperte nel territorio. Per Szumski, dall'indipendentista Michele Favero all'imprenditore Juran Yuri Abdullah, dall'ex presidente del Consiglio Comunale di Conegliano Giovanni Bernardelli all'ex parlamentare Sara Cunial. L'ex presidente della provincia di Padova Fabio Bui punta a Palazzo Balbi, sostenuto dai Popolari per il Veneto. Anche qui 55 candidature nelle 7 province, ma con nominativi in corsa in più circoscrizioni. Bui capolista ovunque tranne che a Belluno e Venezia, 40 i candidati a cui si affida nel territorio, da Manuelita Longhin in campo in 5 liste al trevigiano Leopoldo Bottero. Marco Rizzo, capolista in tutte le province esclusa Treviso per Democrazia Sovrana e Popolare, 54 candidature a supporto dell'ex leader del Partito Comunista, mentre gli effettivi candidati sono 35. Schierata in tutte le province la trentina Patrizia Caproni, con Rizzo, ultimo dei 5 candidati presidente ad annunciare la sua discesa in campo, determinato a portare nei territori il tema sovranista. Questa dunque a oggi, con i termini scaduti ormai per la presentazione delle candidature, la situazione in vista delle regionali e ora, come detto, un mese di campagna elettorale di fronte. Politica che si interseca alla cronaca naturalmente in queste giornate. Parliamo di sicurezza col ministro Nordio, che ha incontrato gli avvocati trevigiani e si è recato poi in visita in via Roma a Treviso, quadrante caldo della città. Io sono un trevigiano puro sangue, tra l'altro abito qui vicino e ho assistito a suo tempo alla bellezza di questo luogo e poi purtroppo anche al degrado. Ora per fortuna stiamo assistendo a una riqualificazione in termini di sicurezza, in termini anche di estetica, in termini di agibilità, per la quale va tutta la mia gratitudine, ovviamente prima di tutto ai miei colleghi di Fratelli d'Italia, che su questo hanno lavorato molto. Merito del centrodestra, di Fratelli d'Italia in particolare, se via Roma sta risalendo la china dopo un periodo buio, questa almeno l'analisi del guardasigilli Carlo Nordio in un sabato per certi versi plastico. Proprio in via Roma, e non a caso, si trova lo stand elettorale dei meloniani che sembrano così voler mettere il cappello politico sul tema della sicurezza in città. In questo quadrante, tra la primavera e l'estate, si era sperimentata la prima, al momento unica, zona rossa del capoluogo, strumento che ha funzionato bene, dice Nordio, e che non va messo in cantina nemmeno per altri quadranti caldi di Treviso. Quindi la zona rossa non deve essere interpretata come un tabù, mi pare di capire. Ma nessuna forma di controllo sociale è una forma di tabù, nemmeno il carcere è un tabù. Purtroppo vi sono delle situazioni in cui è necessario prendere dei provvedimenti severi perché vi sono delle situazioni di poca sicurezza sociale. Per qualcuno un messaggio in bottiglia al sindaco leghista Mario Conte. Del resto è sulla sicurezza che anche nel recente passato si sono registrate le maggiori tensioni tra alleati a Casugana. Inevitabile la domanda. Il sindaco Mario Conte, il giudizio su quanto sta facendo sul fronte della sicurezza è positivo o negativo? Potrebbe fare di più? Beh, la nostra amministrazione è una buona amministrazione, funziona in modo collegiale e penso che anche la prossima amministrazione regionale, fatta di coalizioni, di amicizia, di complementarietà nei giudizi, sarà ancora di centrodestra e funzionerà bene. Meno diplomatico il ministro è stato al Museo Bailo, incontrando gli avvocati del Nord-Est con cui ha affrontato la riforma della giustizia, separazione delle carriere, soprattutto CSM. Qui le parole più dure. Le correnti stanno al Consiglio Superiore della Magistratura come i partiti stanno al Parlamento. È tutta una giustizia domestica, è tutta una spartizione di cariche
fatta attraverso distribuzioni tipo manuale Cencelli. Davanti ai legali, Nordio è tornato sul tribunale della Pedemontana Bassano, che sarà operativo in 2-3 anni. Nessuna risorsa sarà sottratta agli altri palazzi di giustizia, Treviso in primis. La rassicurazione, il perché sta anche nel nuovo corso reso possibile dall'attuazione del PNRR. Noi entro il 2026 colmeremo l'organico dei magistrati con 1500 nuove assunzioni, ci sono 5 concorsi in piedi e quindi vi sarà un potenziamento della giustizia nel Veneto. Il suo collega all'economia Giorgetti a Bassano ha incontrato invece le categorie produttive lanciando la campagna del leghista Stefani per le regionali. Quali sono le necessità di un territorio come questo? Guarda, ho l'impressione che le necessità di un territorio come questo è di liberare tutte le potenzialità che ha e quindi liberare da vincoli, burocrazia, e quella è la richiesta che viene sempre più prepotente, cioè questa sorta di tassa occulta che impedisce a chi ha voglia di lavorare, di intraprendere, di poterlo fare. È caratteristica tipica del popolo veneto. Già. Di cosa ha bisogno il Veneto in questo momento storico? Di cosa hanno bisogno le categorie economiche e produttive? La risposta è chiara da parte del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivato a Bassano proprio per incontrare i referenti del vasto mondo produttivo locale. Una risposta che parla di radici, di capacità imprenditoriale e soprattutto della libertà di poter esprimere questa capacità imprenditoriale in un contesto che si fa sempre più complicato. In ballo, data la portata della visita, anche i rapporti fra governo centrale e regioni, ovviamente dal punto di vista finanziario ed economico. Io ho detto che con le regioni abbiamo fatto un accordo, le regioni contribuiscono anche loro come tutti al sistema e alle regioni ricordo, by the way, che abbiamo riconosciuto oltre 7 miliardi in più al sistema della sanità gestita dalle regioni, cosa non banale, cosa unica e che negli ultimi non so quanti anni non si è mai verificata. E quindi starà alle regioni, e questo è l'auspicio, a gestire molto bene nell'interesse degli italiani questi 7 miliardi e mezzo in più che gli sono stati dati. La presenza in città di Giorgetti diventa l'occasione per lanciare dalla terrazza di Palazzo Sturm la campagna elettorale per le regionali con il candidato presidente Alberto Stefani, i candidati consiglieri del territorio e i volti noti della politica cittadina. E poi si parla anche di temi della campagna elettorale. Sociale, sanità, famiglie, si sta delineando un nuovo filone degli argomenti più caldi. La Regione ha competenza principale in materia di sociale e sanità e su questo è importante realizzare un programma di governo che punti alla società del domani, che guardi ai trend demografici in atto, una popolazione che invecchia sempre di più, con una vita media che si allunga, la necessità di garantire strutture per anziani all'avanguardia, la necessità di vincere il disagio giovanile e soprattutto la possibilità di garantire sempre nuovi servizi per la prima infanzia e servizi educativi. Queste sono le richieste che vengono dal territorio insieme a una sanità sempre più territoriale. Dopo la visita della città e prima dell'incontro con le categorie produttive, il sindaco Nicola Finco ha accompagnato Giorgetti sul ponte per una visita alla grande bellezza della città e, perché no, per un brindisi benaugurale tipicamente bassanese. Bassano è una città che mi piace e in cui abbiamo anche un sindaco straordinario che è Nicola Finco, che per me è anche un amico. Conto di venire ancora a Bassano e cerco ovviamente di girare tutti i territori perché il Veneto ovviamente è grande, ma Bassano è una parte importante del nostro movimento e quindi ci tengo particolarmente a questa città, una città che ha anche tanta cultura e tanta storia. La sanità naturalmente tra i punti chiave del programma del centro-sinistra, lo ha confermato ospite oggi della nostra prima edizione la candidata della lista Uniti per Manildo, Sara Moretto. La prima cosa che chiedono è di vedere garantita le cure e la salute, è la preoccupazione principale di tutti e lo è in una regione dove, lo premetto sempre, sicuramente ci sono delle eccellenze e dobbiamo dirlo con chiarezza, ci sono luoghi in Italia dove questi servizi che in Veneto ci sono non sono garantiti, quindi non siamo qui a sparare a zero rispetto a quello che c'è, però crediamo che ci sia una sanità che viene raccontata dalla regione molto diversa da quella che poi i cittadini percepiscono. C'è una regione Veneto che racconta nelle classifiche nazionali di aver azzerato le liste d'attesa, io credo che questa sia una delle più grandi offese che si possano fare ai cittadini veneti, perché poi invece il cittadino che
telefona al CUP per prenotare una visita specialistica si trova o a dire che questa visita sarà tra molti mesi, oppure si dice guarda ora non c'è posto, richiama, e così magicamente le liste d'attesa non si compilano. Io credo che questa sia la priorità da risolvere nei prossimi anni di governo regionale. Serve un investimento corposo, chiaro e mirato per riorganizzare la sanità e garantire le cure entro tempi decenti e dignitosi. Nel 2024 in Veneto 380.000 persone hanno rinunciato alle cure. Questo è un dato che in una regione come la nostra non è assolutamente accettabile. Quindi se mi si chiede qual è la prima questione di questa campagna elettorale per le regionali, è risolvere un problema che in Veneto c'è e che credo che nemmeno la maggioranza uscente possa negare. La cronaca adesso: muore in casa a soli 18 anni, stroncata da un arresto cardiaco, tragedia e shock a Pederobba per la fine di Chiara Azzardo. La giovanissima si è accasciata a terra priva di sensi, subito chiamati i soccorsi. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza di Valdobbiadene e l'automedica del SUEM di Crespano del Grappa. Nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, la madre della giovane ha tentato di praticarle un massaggio cardiaco per rianimarla, ma per la 18enne non c'era già più nulla da fare. Una morte su cui ora indagano i carabinieri della compagnia di Montebelluna e che ha lasciato senza parole l'intera comunità locale. La mafia alle porte di Venezia. La Corte di Cassazione ha riconosciuto lo stampo mafioso alla cosiddetta Mala del Tronchetto. Quella che agiva al Tronchetto era un'associazione di stampo mafioso. La Corte di Cassazione lo ha stabilito in maniera definitiva, confermando le conclusioni alle quali era giunta la Corte d'Appello di Venezia. Originariamente, nella sentenza di primo grado, poi impugnata dalla Procura di Venezia, pur riconoscendo la pericolosità della banda, il Tribunale non aveva ravvisato gli estremi dell'articolo 416 bis del Codice Penale. La Corte di Cassazione era quindi chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dagli imputati che, al rito abbreviato, si erano visti riconoscere in appello l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso. Tra loro anche Loris Trabuio, considerato a capo dell'organizzazione. Per coloro che hanno scelto il rito tradizionale, invece, è in corso di svolgimento il processo d'appello. Dalla Corte Suprema, quindi, è stato riconosciuto uno scenario inquietante di un gruppo che si muoveva tra minacce, estorsioni, rapine e persino attentati per ristabilire il monopolio del controllo dei trasporti turistici, una mafia alle porte di Venezia. A Padova adesso, con la brutale aggressione in casa subita da un 83enne. Sono le 9:25 del mattino quando le telecamere di sorveglianza del condominio inquadrano due uomini vestiti di nero, cappello calato sul volto, passo spedito e sicuro. 5 minuti dopo, eccoli uscire di corsa. Una rapina durata pochissimo ma violenta, quella che si è consumata venerdì mattina in via Tirana a Padova, quartiere Palestro. I due malviventi inquadrati nelle immagini hanno sorpreso in casa l'anziana proprietaria, l'hanno colpita alla testa e poi hanno messo a soqquadro l'abitazione rubando gioielli e alcuni oggetti di valore. Ma quello che più impressiona è che sembra che i ladri avessero le chiavi del portoncino principale di quello di casa. Non ci sono infatti segni di effrazione, sono entrati a colpo sicuro. La paura era forte tra i residenti del condominio dove è avvenuta la rapina. Siamo rimasti molto perplessi perché come sono entrati, insomma, dopo guardando col carabinieri i filmati, la Meti si stava scaricando dal mio cellulare, abbiamo visto che queste persone, i due soggetti sono entrati praticamente con le chiavi. E da là siamo rimasti tutti allibiti perché cavolo, com'è possibile avere le chiavi? Per tutta la giornata i rilievi dei carabinieri nell'abitazione dell'anziana aggredita e derubata. La donna, turbata e dolorante, è stata portata in pronto soccorso per le cure. È stata lei a dare l'allarme e a chiedere aiuto dopo essersi ripresa dal colpo ricevuto in testa. In casa non c'erano le due badanti, rientrate poco dopo. Sono state sentite dai carabinieri così come altri residenti per cercare di ricostruire i minuti della rapina. Nel palazzo da poco ci sono stati dei lavori e c'è stato un grande andirivieni di operai, ma nulla di sospetto. Ora il timore è che episodi come questo possano ripetersi. Abbiamo avuto a suo tempo una baby gang, da quella volta abbiamo installato le telecamere. Ecco, abbiamo avuto in passato furti nel garage, nelle macchine. Una cosa di questo genere non è mai successa. Nel quartiere i residenti, dopo quanto è accaduto, sono un po' preoccupati. Qua ci sono stati lavori per 2 anni e mezzo, c'erano tantissime imprese che andavano su e giù e stavano qua, sono state qua per 2 anni e mezzo, hanno fatto tempo a prendere
a osservare chi c'era, chi non c'era, e alla fine hanno svaligiato ben 5 appartamenti. Una volta che sono andati via, dopo sono tornati dopo poco e hanno svaligiato 5 appartamenti qui dentro, 2 di fronte del mio Panerotto. Ha paura dei furti? Da ieri sera sì, è 50 anni che abito qua. E ha paura adesso? Sì. Non abbiamo particolarmente paura, diciamo, nel senso che ci sono state anche in tutta la zona, soprattutto di via Palestro. Diciamo che soprattutto c'è un giro un po' di droga, diciamo, soprattutto nella zona, diciamo, più indietro. E una truffa da 100.000 euro è quello che ha subito invece un'anziana affetta da patologie croniche da parte di una persona di cui si fidava. Sono state le segnalazioni della banca ad avviare le indagini dei carabinieri che hanno scoperto una grave truffa nei confronti di un'anziana da parte di un 54enne. L'uomo, che gestiva integralmente la vita quotidiana e patrimoniale della 85enne affetta da patologie croniche, è stato arrestato dopo una serie di intercettazioni telefoniche, analisi documentarie, perquisizioni e testimonianze a suo carico. Dovrà ora rispondere dell'accusa di circonvenzione di incapace e uso indebito di strumenti di pagamento. Il 54enne avrebbe sottratto complessivamente oltre 100.000 euro mediante prelievi ed acquisti non autorizzati, tra cui anche un'automobile del valore di 25.000 euro, attraverso bancomat e carte di credito della vittima. Al momento dell'arresto era ancora in possesso di denaro contante, cellulari e carte di pagamento intestate alla pensionata per occultare le operazioni illecite. Portato inizialmente in carcere, per lui il GIP ha convalidato l'arresto in flagranza e disposto il divieto di dimora nel comune di Vicenza. Il procedimento penale è attualmente in corso. Inaugurata in mattinata la 47esima edizione di Arredamont, la fiera dell'arredare in montagna, che vede la partecipazione di oltre 180 espositori artigiani da 14 paesi del mondo, tra le file degli stand di Longarone Fiere, doppio taglio del nastro, la presenza delle autorità in occasione sia dell'avvio della fiera che dell'apertura del villaggio artigiano di Confartigianato. L'evento proseguirà fino al 2 novembre, attesi 30.000 visitatori da tutto il nord Italia, in una settimana caratterizzata da esposizioni ma anche workshop, approfondimenti, congressi e mostre dedicate al tema. Vi ricordo le lancette dell'orologio che vanno spostate indietro di un'ora questa notte, quando ci sarà il passaggio all'ora solare, che scatterà esattamente alle 3, quando torneranno a essere le 2 di notte. Negli iPhone, smartphone e dispositivi elettronici il cambio sarà automatico. Nei 7 mesi di ora legale che stanno per chiudersi, secondo Terna c'è stato un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro, mentre è caduta nell'oblio da 7 anni come un orologio fermo la proposta della Commissione europea di abolire questo avvicendamento, presentata nel 2018. L'ora legale tornerà nella notte tra il 28 e 29 marzo 2026. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Ora le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.